Cari telespettatori, ben ritornati con noi. La serata non è quella di martedì perché domani ci sarà il calcio, quindi anticipiamo il nostro approfondimento lunedì sera e lo facciamo con i nostri ospiti. Affrontiamo dei problemi che purtroppo non sono stati ancora risolti, ma come tanti problemi, tante emergenze che ci sono nel nostro territorio che tardano a trovare un'effettiva soluzione. Pensiamo soltanto, per esempio, quando si parlava anni addietro al famoso passante di Mestre, quanto tempo è passato prima che qualcosa venisse concretamente fatto, dopo quante polemiche, quanti disagi, disguidi, come è dovuta essere risolta la soluzione, e dopo, nel bene o nel male, comunque è stata risolta. È stato bene così o è stato un male? Era giusto intervenire in questi termini o meno? Qualcosa però è importante fare. Parliamo in questo caso, vi presento prima i nostri interlocutori qui in studio, di quello che sta succedendo costantemente a causa di un cambiamento climatico, lo capiremo meglio insieme, queste bombe d'acqua che devastano ritmicamente il nostro territorio, poi momenti fortemente siccitosi che lo prosciugano, rendono molte volte la terra non idonea ad assorbire opportunamente l'acqua, e poi problemi anche di cunei salini che si verificano. Ci sono degli interventi che devono essere fatti perché molte volte si rischia che certe zone del territorio vengano completamente devastate dall'acqua, alluvionate, con gravissimi danni e ripercussioni non solo per i cittadini e per gli abitanti, ma poi per le aree produttive, e poi ci sono anche grandi conseguenze e ripercussioni a valle dei fiumi. E lì scendiamo ed arriviamo alle zone dove ci sono delle darsene, dove si parla anche di turismo, dove si parla di insediamenti produttivi di altro genere ma altrettanto strategici. E quindi con il professor Luigi Dal Paos, ben arrivato qui con noi, professore ordinario, già ordinario di idraulica nell'Università di Padova ed espertissimo di queste problematiche, ha pubblicato diversi approfondimenti. Ma insomma ormai se n'è fatta di esperienza e comunque ci supporterà dal punto di vista tecnico e anche scientifico su questo approfondimento di argomento. Adriano Balvi, climatologo dell'ARPAV, anche lei ci aiuterà a capire cosa sta succedendo, se sta succedendo qualcosa oppure se sono mere impressioni e sono cicli e ricicli della storia. Antonio Salvan, ben arrivato qui con noi, presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, fortemente interessato alla vicenda, come anche Pietrangelo Pettenò, consigliere regionale in prima commissione, ed è una figura politica importante perché si è fatto portatore di un'importante istanza in regione, ci racconterà anche di che cosa si tratta, a che punto siamo. Roberto Rovoletto, presidente della zona industriale di Padova, la zona principale industriale, prima zona industriale nel Veneto, quindi niente un po' di meno. Lo so che si sta desertificando perché è venuto qui prima della trasmissione e fa, beh, che atmosfera in zona industriale, non dica niente, lo sappiamo. E Marino Masiero, che è stato un po' il provocatore, il nostro pungolatore per fare questi approfondimenti, che è imprenditore, gruppo turismo Chioggia, presidente dell'associazione Slow Lagoon, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Presidente di una darsene, di una delle 6 darsene che ci sono sul territorio e che vede quello che sta succedendo e gli sta venendo il fiato corto, non solo a lui ma anche a altri colleghi. Quindi lo sta vivendo con molta ansia e preoccupazione perché dice giustamente se certi problemi non vengono tirati fuori, ai noi si insabbiano e poi finché non succede il disastro non se ne parla più. E allora incominciamo questa volta in modo diverso e voglio partire da lei come climatologo perché tutto ciò, tutto quello che si verifica, l'altro giorno per esempio una tromba d'aria inaspettata, se la poteva aspettare non lo si sa. 4 giorni fa, Ponte del 1° maggio, un altro disastro, ha colpito da una parte le Marche causando il disastro che c'è stato a Senigallia, ma non solo, anche nell'entroterra, qui da noi la zona della Bassa con tantissimi comuni della provincia di Padova coinvolti, sott'acqua di nuovo. Allora, che cosa si verifica e cosa sono anche queste cosiddette bombe d'acqua? Sono veramente bombe d'acqua o noi le vediamo tali perché ormai il nostro territorio non ha capacità di recepirle? Abbiamo anche una foto interessante che io richiamo dalla regia, prego. Voi dopo se avete qualcosa da aggiungere, perché siete anche voi esperti, a modo vostro fate anche le osservazioni come da profani, insomma, è sempre lecito. Eccola qua la bella foto, ci dica tutto. Bellissima, una supercella. Allora, i fenomeni temporaleschi, quindi rovesci intensi sul nostro territorio sono assolutamente normali. Anche trombe d'aria comunque ci possono essere sul nostro territorio. Bisogna vedere la frequenza con cui si verificano questi fenomeni
Le bombe d'acqua, chiamate così dal punto di vista giornalistico, noi le chiamiamo sistemi convettivi intensi e persistenti, appunto sono rovesci e temporali che hanno questa particolarità di essere molto intensi ma soprattutto persistenti e quindi capaci di scaricare notevoli quantità d'acqua su uno stesso territorio per periodi limitati di tempo. Il caso della Bassa Padovana di fine aprile è stata proprio una bomba d'acqua, tra virgolette, nel senso che lì ci sono stati dei sistemi temporaleschi che sono risultati persistenti per 5-6 ore, quindi con intensità di 40-50 mm in un'ora, che però sono riusciti a persistere nella stessa zona per appunto 5-6 ore, determinando quantitativi di precipitazioni assolutamente notevoli per quella Anomali, zona. a parte che notevoli, Sono... cioè se torniamo indietro e voi Sì. avete anche i dati alla mano, risultano in passato oppure no? Allora, se consideriamo il punto in cui si sono verificati, sono anomali, nel senso che capitano molto raramente. E se consideriamo l'intero territorio veneto, e in particolare la pianura padana e l'area costiera, che sono le aree più soggette a questo tipologia di fenomeni, sono già capitati in passato. Abbiamo di recente l'alluvione lampo di Mestre del settembre 2007, che ha dato quantitativi di precipitazione abbastanza simili a quelli successi nella Bassa Padovana a fine aprile. Lì ci sono stati dei sistemi convettivi autorigeneranti lungo una stretta fascia di territorio nel veneziano centro meridionale che ha colpito Mestre in particolare e ha determinato appunto precipitazioni dell'ordine dei 300 mm in 5-6 ore. Sono quantità che paragonate al totale annuo rappresentano il 30-40% della pioggia che cade normalmente in un anno, quindi sono quantitativi veramente Dovuti elevati. secondo lei, dopo vediamo anche il percorso di quest'acqua, quindi come viene incanalata, dove si spinge e quando anche ne viene a mancare. Ha un cambiamento climatico in essere e quindi necessita un rivedere, una programmazione strategica sul rischio idrogeologico, attuare certe progettualità con una certa urgenza e non prendere sotto banco, perché ormai dagli anni 70 e oltre, se non sbaglio professore, che ci sono certi propositi ma che non si fa niente, oppure quindi andiamo verso un cambiamento importante o no? Cioè che cosa dobbiamo pensare? Diciamo che nel contesto del cambiamento climatico attuale che stiamo comunque vivendo a livello globale e comunque in certa misura anche in Veneto, sono diciamo, queste tipologie di fenomeni sono compatibili con l'attuale cambiamento climatico. Che porta verso cosa? Che porta quindi, oltre all'aumento della temperatura, che comunque questo ormai è consolidato, è un dato ormai certo, a livello globale e anche in Veneto abbiamo riscontrato un significativo aumento delle temperature perlomeno negli ultimi 50 anni, da quando abbiamo rilevazioni continue. Sono fenomeni appunto legati comunque all'aumento della temperatura, questi fenomeni intensi, perché comunque sono legati a fenomeni convettivi che hanno come diciamo benzina per potersi innescare è dovuta proprio alla temperatura e all'umidità, e in pianura padana sono gli elementi diciamo, principali che caratterizzano il sistema. Però a fronte di queste situazioni ci sono altri periodi invece in cui ci sono siccità incredibili e abbiamo fenomeni al contrario che partono dalla valle dei fiumi, di Cuneo, Salino eccetera, comunque che provocano dei danni incredibili all'agricoltura, non solo l'agricoltura ma un po' in generale, perché poi quando si presentano le prime piogge andiamo comunque sotto perché la terra non è ancora pronta a recepire. Anche questo? Sì, anche questo fa parte del nostro clima, cioè il clima non è una costante, è una variabile che varia nel tempo e quindi ha delle oscillazioni, ha delle variabilità appunto interannuali, ci sono degli anni in cui piove un po' di più, degli anni in cui piove un po' di meno, dei mesi o delle stagioni che possono essere diverse l'una dall'altra. Fa parte diciamo del sistema climatico, che intrinsecamente è caotico, un sistema turbolento per cui ha le sue variabilità. Certo che sempre appunto in questo contesto di cambiamento climatico anche la variabilità del clima cambia
anche le osservazioni degli ultimi decenni portano a considerare che questa variabilità, soprattutto alle medie latitudini, quindi in Europa, ma soprattutto nel Mediterraneo, che è un'area molto vulnerabile al cambiamento climatico, ci sono queste estremizzazioni, cioè queste variabilità molto accentuate che sono in aumento. Quando c'è tanta pioggia l'acqua fluisce in modo importante a valle, no? Nei fiumi e quant'altro, quindi abbiamo l'eventuale rischio per gli argini, gli allagamenti, eccetera, quindi questo entra nella logica delle cose. Presidente Salvan, a fronte di questa situazione analizzata in modo scientifico dal nostro climatologo, di cui ci siamo anche resi conto tutti quanti, voi dei consorzi avete un ruolo strategico negli interventi che devono essere programmati, eccetera, a monte, lungo il tragitto e a valle. Sì, una piccola premessa per dire che tutto il territorio del Consorzio Adige-Euganeo è un territorio che parte da Montagnana e arriva al mare, però non è così semplice, l'acqua non va da sola al mare, dobbiamo tener conto che il territorio raccoglie le acque anche dai colli, ma poi le trasferisce in pianura sotto il livello del mare, quindi in ogni caso tutta la pioggia che scende in questo catino deve essere pompata verso l'esterno, dove o con impianti vicino al mare, nelle vie più prossime, oppure la maggior parte delle acque del territorio di cui abbiamo assistito all'evento fine aprile, primi maggio, deve essere convogliata nel fiume Fratta-Frassine-Gorzone, in quel sistema idraulico, che ha una sua portata, ha una sua capacità di trasferimento delle acque e che più di quella non ce la fa. Quindi i nostri impianti sono stati messi a regime al massimo questa volta, perché non avendo avuto piogge sul Vicentino potevamo farle e il Genio Civile ci ha consentito di pompare al massimo. Ovviamente il pompaggio che noi possiamo fare è di circa, tanto per rendere agli spettatori un po' facile la lettura dei dati, un 60, 70, 80 millimetri giorno, questa è la capacità di pompaggio, mentre essendo venuti 330 millimetri di pioggia misurata dai nostri strumenti in 3 giorni, capite che abbiamo dovuto metterci dai 5 ai 6 giorni per portare via tutte le acque anche dai punti più bassi. Gli interventi. Ovviamente questo è un po' da imputare ai cambiamenti climatici, senz'altro sono stati citati, ma io vorrei anche far presente che c'è stato un cambiamento del territorio. In tanti anni l'urbanizzazione e tante altre realtà si sono modificate sul territorio. Noi scarichiamo le acque su un fiume fatto dalla Repubblica Veneta ancora diversi decenni o secoli fa. È ancora quello, è una strada vecchia sulla quale vogliamo far passare un traffico nuovo, perché l'urbanizzazione e le fognature hanno aumentato i tempi di corrivazione, oltre che i mutamenti climatici. Quindi oggi è indispensabile riadeguare le strade dell'acqua che estroflettono la pioggia dal territorio, riadeguarle alle esigenze di oggi. Le possibilità possono essere una risistemazione del fiume, ma capiamo che è abbastanza difficile e parziale, possono essere la costituzione di bacini di laminazione delle piogge che possono aiutare per scollare i picchi di piena. Può anche essere valido, secondo noi anche quello che puntiamo di più, che consideriamo più valido, la possibilità di dare un aiuto al fiume Gorzone, Fratta Gorzone, nel passare delle sue acque quando è in livello massimo nel fiume Adige, dove si avvicina Estrofetta, sempre con le dovute come posso dire, precauzioni che l'acqua che viene passata da un corpo idrico all'altro rispetti le qualità
per non andare a rovinare altri corpi idrici, infatti. se è il caso di farlo. Esatto. Allora, dopo torniamo anche su questi discorsi perché ce n'è da dire, professore. Do prima la parola ai tecnici, dopo entriamo all'aspetto più politico-pratico. Parlava il Presidente di interventi che devono essere fatti, voi ne avete fatto un'analisi anche attenta. Analizzando questo e andando a scendere fino a valle, parlando anche di sbarramenti possibili, di dighe, si è anche ipotizzato questo, che cosa ravvede l'utilità, l'indifferibilità e urgenza, se ce n'è? Volevo prima fare un piccolo intervento sulla questione del cambiamento climatico, Sì, volentierissimo, perché sta diventando una scusa. I giornalisti sono i lanciatori delle idee, poi tutti si accodano. No, ma infatti mi fa piacere perché tante volte si crea l'allarme e poi si parlava sempre di eventi eccezionali, poi questi personaggi sono stati messi un po' in ridicolo perché un evento che capita oggi, domani e dopodomani gli è stato detto guarda che forse l'uso dell'aggettivo eccezionale è improprio. Allora adesso abbiamo scoperto le bombe d'acqua, no? Il fatto è che noi non abbiamo davvero elementi per valutare scientificamente qual è la consistenza di questo cosiddetto cambiamento climatico. Potrebbe essere semplicemente una situazione che si inquadra benissimo nella normalità della variazione del ciclo climatico e questo noi dovremmo domandarci. Ma siccome poi valutiamo tutte queste cose sulla base degli effetti, sono gli effetti che diventano, direi, pesanti e disastrosi. Ma se allora andiamo a ragionare coinvolgendo o guardando soprattutto gli effetti, dobbiamo domandarci, accanto alla pioggia che manda il Padre Eterno, quanto l'uomo ci ha messo di suo. E l'uomo di suo in questi decenni ultimi ci ha messo molto. E quindi quello che noi, forse troppo addirittura, che noi vediamo, secondo me, dovrebbe essere sistemato forse in un modo un po' più sereno e dovremmo forse domandarci di più quanto è stato l'effetto che l'uomo ha prodotto con la sua gestione veramente assurda del territorio e quanto invece è riconducibile all'evento meteorico che poi genera questi fatti. Concorda? Io penso che quello che noi vediamo è soprattutto conseguenza dell'atteggiamento inadatto, improprio, becero dell'uomo, che ha ritenuto di poter fare qualsiasi cosa indipendentemente da qualsiasi ragionamento che avesse un minimo di consistenza scientifica e tecnica. Allora, vogliamo porre rimedio a queste situazioni? Proviamo a esaminare dapprima una cosa che siamo in grado di controllare. Proviamo a determinare qual è stata la conseguenza di questo nostro atteggiamento. Poi passiamo alle cose di ordine superiore, no? Perché se no, prendendo lo spunto e mettendo in evidenza soprattutto i fatti di ordine superiore, noi ci creiamo un alibi. Non possiamo farci niente. Il Padre Eterno, contrariamente a quanto ci insegnano, invece che volerci bene e perdonarci sempre, ci vuole male e ci vuole castigare e quindi siamo tutti a posto con la coscienza. E invece io credo che l'uomo moderno a posto con la coscienza non lo sia, perché se per i nostri nonni e ancor più per i nostri bisnonni il problema idraulico è stato sempre un problema primario, questo uomo moderno, saccente più che sapiente, poco saggio sicuramente, ha messo in ultima posizione il problema idraulico ed è molto più attratto dal fare altre cose, perché oggi si sente anche dire è un problema di costi, è un problema di finanziamenti, è un problema di somme che non ci sono. Questa è una grande bugia. Le somme per le cose che si vogliono fare ci sono sempre, anche nei momenti di crisi. È la scelta di cosa fare che secondo me è profondamente criticabile e non può essere accettata. Bisognerebbe che da domani il problema idraulico di questo territorio fosse posto
in prima posizione. È il vero problema da affrontare, e che altre cose che invece abbiamo coltivato veramente in modo incredibile in questi anni siano lasciate un po' in riposo, magari assoggettandole a qualche riflessione. Lei concorda su questa prima riflessione del professore, come climatologo? Perché... Sì, in linea di massima assolutamente sì, nel senso che effettivamente gli effetti che noi vediamo sul territorio sono in gran parte dovuti all'uso del territorio che abbiamo fatto. Adesso non sono esperto in materia idraulica o idrologica. No, però possiamo insomma vederlo anche noi da profani cittadini. È sotto gli occhi di tutti, insomma, la l'urbanizzazione. sconsideratezza di certe certo. permessi urbanizzare che sono stati dati, insomma non ci vuole molto. Anche la scelta di dove urbanizzare, signora, perché, ma mi scusi, una zona che si chiama Palù Come si fa? è una zona per farci le casette, una zona che si chiama Vallona è una zona per costruirci le villette a schiera. Viene da sé. No, lo infatti vuol dire, non mi faccio senso guardare che c'era dopo entriamo in tutto gioco, non nostro. abbiamo le rappresentanze dei sindaci che possano prendere la propria difesa, perché anche là ci sarebbe qualcosina da dire, ma non voglio infierire. Comunque è giusto, a parte tutto, tenere in considerazione comunque anche il clima e anche come varia il clima, insomma, quindi sono due fattori da tenere in considerazione. Logicamente il peso maggiore penso vada alle opere sul territorio sicuramente. No, infatti no, perché io ho guardato anche dati storici, ma andando veramente della storia, si parla di 20, 30, 40, sono cicli e ricicli, un po' il là che le davo all'inizio, che si ripresentano. Se poi andiamo in ere geologiche diversi secoli passati, avevamo una piovosità che era nettamente superiore, addirittura. Ci sono stati proprio ci sono dei corsi e dei ricorsi nella storia che si verificano, soltanto che veniva a impattare diversamente nel nostro territorio, perché non c'erano zone industriali di questo tipo, perché non avevamo insediamenti produttivi di un altro genere, non c'erano interessi in gioco, perché era molto più agricolo il territorio e perché io vedo anche in comuni che lamentano di finire sott'acqua, si sono dati permessi a cementificare, a costruire con case che non vengono vendute, dove dici ma se qua mi fai una strada, una piazza, un posteggio, una casa, un edificio, questa benedetta acqua anche a una persona più stupida degli stupidi, profana, capisce come possono andare le cose, e poi ti rendi conto che magari una zona è più tutelata dell'altra perché creano un sistema in modo tale che una finisce sotto e l'altra no, insomma i cittadini ormai capiscono certe dinamiche. Ecco, adesso quindi dal punto di vista tecnico, anzi credo che siamo in pubblicità, perché in parte avevo visto un segnale dalla regia che mi dava l'idea che ci fosse la pubblicità. Allora prima di ridare la parola a lei professore, in modo che vediamo quali possono essere gli interventi possibili, e dopo passiamo dall'altra parte a vedere quali sono le dinamiche che si vanno ad inserire, e andiamo subito rapidamente in pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.